La scorsa settimana il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha inaugurato e riattivato 2 reti irrigue con il concreto riavvio degli impianti in località Cea, in territorio di Ballao, e Genetidusu, nell'agro di Villasalto. Presenti alla cerimonia l'assessore all'agricoltura Francesco Agus ed il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Il segnale è che il Consiglio regionale è presente nel GREI e in tutte le occasioni in cui un investimento vede finalmente la realizzazione. Qui ci troviamo di fronte a un investimento importante perché parliamo di acqua, parliamo di un bene primario ed è un bene, quello dell'acqua, che permette, soprattutto nei territori delle zone interne, di garantire una resilienza di lavoro, di comunità, perché attraverso l'acqua può portare avanti il lavoro che fanno soprattutto nel mondo agricolo e agropastorale. Quindi una bellissima giornata, finalmente vediamo la realizzazione di un'opera, finalmente vediamo l'irrigazione e la presenza dell'acqua nelle campagne. Credo che questo quindi deve essere un buon esempio, inoltre, in cui la sinergia fra le istituzioni e soprattutto il Consorzio di Bonifica, che ci permette di realizzare in tempi più brevi opere importanti come questa, possa essere un esempio e continuare questa sinergia in altri territori e in altre occasioni in cui la professionalità e la competenza del Consorzio di Bonifica permette la realizzazione di opere nei tempi più brevi possibile. L'intervento più importante che stiamo valutando proprio in questi giorni all'interno della variazione di bilancio è la possibilità di arrivare una volta per tutte alla riqualificazione delle reti idriche. Abbiamo consorzi di bonifica che purtroppo ancora hanno reti idriche obsolete in cui la stragrande maggioranza dell'acqua viene persa nelle perdite. Quindi il rifacimento delle reti idriche è un obiettivo importante che cercheremo di portare avanti in questa legislatura. Serve un piano strategico dell'acqua. Il tema della risorsa idrica, dell'approvvigionamento dei territori alla risorsa e anche del contenimento di ogni tipo di spreco è la sfida che la Sardegna si troverà a dover affrontare nei prossimi anni. Da questo, quindi dall'efficientamento delle reti idriche, dipende la sopravvivenza dei territori e il fatto che quei territori rimangano popolati. Ci sono almeno 100 comuni in Sardegna che nei prossimi 10-15 anni rischiano di sparire dalle carte geografiche. La loro permanenza è strettamente legata al fatto che si possano attivare, che possano rimanere nel territorio le aziende agricole, che ci possa essere un indotto connesso al settore primario, e questo non è possibile senza l'accesso alla risorsa idrica. Oggi le nostre reti scontano il fatto di essere arrivati in alcuni casi oltre i tempi medi di servizio. Abbiamo perdite stimate attorno al 40%, per cui ogni metro cubo d'acqua, quasi mezzo metro cubo, viene perso nelle condotte. Non possiamo permettercelo e su questi temi sarà impegnato tanto l'attività della Giunta regionale quanto quella del Consiglio con i prossimi stanziamenti. Quindi stiamo parlando di priorità della Regione riguardo all'ammodernamento delle reti irrigue e risparmio idrico a livello regionale. L'acqua è una priorità dell'essere umano dalla notte dei tempi e oggi le cose non sono cambiate. Il cambiamento climatico ci ha ricordato quanto questo tema sia centrale e oggi la politica, a prescindere dalle appartenenze, deve essere conseguente. Faccio questa specifica perché non possiamo iniziare un piano di riorganizzazione dell'accesso alla risorsa idrica iniziandolo ora e magari bloccandoci tra 2 anni al cambio di giunta regionale o alle prossime elezioni. Serve un piano che duri negli anni e che veda unita la classe dirigente sarda. Ospite d'onore il direttore generale dell'Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, Massimo Gargano, con il presidente regionale di Ambi Sardegna, Gavino Zirattu. Lo scenario del pianeta, se vogliamo rendere la cosa più circoscritta, dobbiamo pensare all'Europa, agli incendi che in questo momento stanno devastando le isole, pensiamo alla Sicilia, pensiamo all'Andalusia, in Spagna, in Portogallo, indubbiamente contribuiscono ad aumentare nell'opinione pubblica una sensibilità. Manca l'acqua, si stanno innalzando le temperature in maniera innaturale. Questo determina grandi masse di energia, grandi quantità di energia che si riversano nell'atmosfera e che poi ritornano in maniera fortissima sui territori.
e non dicendoci neanche quando, quindi è un continuo alternarsi di periodi di grande calore, di grande siccità a periodi di alluvioni, a grandinate fortissime. Insomma, abbiamo assistito a concerti che vengono annullati per una grandinata, devastazione, no, nell'areale padano per grandinate enormi. Come si può reagire? No, a questo si possono reagire con le grandi tematiche che sono le politiche di mitigazione, e queste le assumono, no, i governi centrali, ma poi sui territori bisogna rispondere con politiche di mitigazione di questo rischio. E quello che oggi noi stiamo assistendo qui, questa infrastruttura del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, ma pochi giorni fa lo avevamo fatto con il Consorzio della Nurra ad Alghero e ad Ozieri, con un'altra infrastruttura idrica, altro non sono che la grande capacità di questo sistema consortile, dei suoi ingegneri, del suo modello di governance, a cui hanno partecipato dal basso direttamente dagli imprenditori agricoli, e in questa modernissima simbiosi il tema delle infrastrutture, il tema della innovazione nella raccolta, captazione e distribuzione dell'acqua, e quindi anche nella educazione, sono veramente una risposta che il territorio nella sua complessità riceve dal nostro sistema della bonifica. In sintesi, insomma, i meccanismi di compensazione dei territori periferici sono fondamentali. Ma assolutamente sì, quando si faccia dell'allevamento, si faccia della frutticoltura, è indubbio che la disponibilità della risorsa è l'elemento centrale per fare economia, per fare occupazione e bellezza dei territori, e questo vale due volte poi se lo andiamo a ragionare nelle aree interne come questa, dove si combatte lo spopolamento e si riportano i servizi nella misura in cui ci sono delle attività economiche. Le attività economiche ci sono se c'è a disposizione acqua per il bestiame, per i vigneti, per gli oliveti, per gli ortaggi, e quindi per il cibo di quel made in Italy agroalimentare italiano e sardo che costituiscono un'eccellenza di questo paese. Quanto sono importanti strategicamente queste opere e quanto ci vuole ancora? Qual è il tempo necessario per far partire delle infrastrutture che aiutino queste opere? Allora, bisogna dividere le cose in due aspetti. Il primo è l'emergenza e l'altro è la programmazione, perché sono opere che comunque sia per quanto riguarda la programmazione hanno necessità di tempi di realizzazione. Nonostante tutto e nonostante l'impegno dei consorzi, e lo dimostrano le ultime risorse che abbiamo speso con il PNRR, che abbiamo speso il 100% delle risorse che ci sono state attribuite, però c'è un aspetto importante che è fondamentale, che sono le procedure. Prima di mettere in cantiere l'opera passa più tempo di realizzare l'opera. Questo è purtroppo quello che avviene, quindi stiamo chiedendo con insistenza che vengano snellite le procedure per poter andare in gara e realizzare le opere. L'altro aspetto è quello delle urgenze. Allora, le urgenze in Sardegna e la programmazione vengono fatte da tre cose fondamentali. Il primo, da un'analisi dei territori cosa serve. Il secondo, completare le interconnessioni laddove ancora non sono state fatte. Il terzo, un piano straordinario che stiamo chiedendo come AMBI per intervenire sulle condotte. Abbiamo 12.000 km di condotte in Sardegna per l'irrigazione e sono fatte tutte decenni e decenni fa, e quindi ormai stanno diventando bussolette che purtroppo hanno una perdita importante. Con quella perdita si risparmierebbero milioni e milioni di metri cubi d'acqua. Allora, quello che chiediamo è un piano straordinario per poter intervenire anche in questo. L'altra cosa poi è di recuperare altre acque d'inverno per averle d'estate. La Sardegna, se non avesse fatto le dighe, se non avesse fatto queste infrastrutture, non ci sarebbe stata Sardegna, perché non avremmo avuto acqua. Questa è la realtà delle cose. Quindi bisogna proseguire per realizzare le infrastrutture che servono e soprattutto guardare alla sostenibilità delle infrastrutture sotto l'aspetto ambientale, sociale ed economico, soprattutto per l'irrigazione e per l'idropotabile. 55% di perdita annuale. Sono dati un po' opinabili, però in qualche caso abbiamo situazioni di quel tipo che noi stiamo cercando di sollecitare con finanziamenti per intervenire al rifacimento delle reti. In questo momento la Regione ha messo a disposizione 150 milioni di euro dei fondi di sviluppo e coesione
per mettere mano alle infrastrutture, cosa che noi abbiamo in programmazione, che stiamo facendo e che siamo già in gara in alcuni casi, che spenderemo in tempi brevissimi, perché entro dicembre già dobbiamo spendere la metà di quelle somme e la rimanente parte la spenderemo l'anno successivo. Siccome sono opere che devono essere, come dire, realizzate salvaguardando anche l'irrigazione, perché sono tutte opere che riguardano anche l'irrigazione, quindi d'estate dobbiamo fare in modo che si irrighi e d'inverno dobbiamo realizzare queste opere, quindi i tempi a disposizione sono pochissimi, però li stiamo utilizzando al meglio e fino adesso noi abbiamo realizzato le opere in base ai finanziamenti che ci sono stati dati. Acqua e reflue? Le acquareflue sono un altro degli aspetti che noi abbiamo sempre valutato e suggerito di utilizzare con massima attenzione, perché anche sugli acquareflui bisogna fare un discorso, perché è un discorso anche un po' delicato. Le acque vanno depurate, affinate al terzo stadio, sono acque che si raccolgono sempre a valle, quindi hanno costi di sollevamento e poi comunque sia vanno gestite in un certo modo. Noi già abbiamo delle esperienze importanti perché in Nurra abbiamo realizzato gli impianti per utilizzare i reflui di Sassari e i reflui di Alghero. Abbiamo realizzato per i reflui di Sassari le opere nel 2012, le abbiamo collaudate e sono state messe in funzione, cioè abbiamo iniziato ad utilizzarle un anno fa. Questo ci sta comportando dei grossissimi problemi nella programmazione dell'irrigazione della Nurra. Come abbiamo visto, le infrastrutture ricondizionate e aggiornate sono state realizzate nei primi anni 2000, ma sono rimaste a lungo inutilizzate. Permettono oggi l'irrigazione di oltre 160 ettari di terreno agricolo. L'opera si inserisce in un piano strategico più ampio per sostenere le zone interne, contrastare lo spopolamento e fornire risposte concrete contro la siccità. Per il territorio di Ballao parliamo di circa 85 ettari realizzati originariamente dalla ex provincia di Cagliari. Cosa cambia oggi per gli agricoltori e i giovani che intendono investire nella terra in questa zona? Beh, sicuramente è un qualcosa che stavamo aspettando da 30 anni, di conseguenza è un qualcosa che loro si impegneranno a avere economie anche dall'irrigazione dell'acqua. Questa è la base di tutto questo percorso. In attesa oggi vediamo un attimino un futuro diverso, anche pensando allo spopolamento, pensando a tante situazioni degli svantaggi che abbiamo come zona interna. Quindi ovviamente è una novità in assoluta che non può essere una fine, ma bensì l'inizio di un percorso completamente nuovo. Che cosa vi aspettate oltre questo? Cioè, quali sono gli interventi prioritari inerenti anche a questo di oggi? Diciamo? Allora, il progetto originario, che stiamo parlando già di 30 anni fa, era un progetto diviso in 2 lotti. Ad oggi è partito i primi 85 ettari, ci aspettiamo ovviamente da parte della regione, da parte degli enti preposti, a finanziarci anche il secondo lotto, in modo che le zone più svantaggiate hanno la possibilità di svilupparsi in agricoltura come è giusto che sia. L'attrattiva per i giovani e quindi comunque la connessione acqua-vita, quindi acqua, spopolamento e quindi ripopolamento, secondo lei deve essere incentivata, promossa questa nuova azione che state facendo? Sì, per forza deve essere incentivata perché c'è stato un abbandono delle terre, derivati ovviamente anche sempre dallo spopolamento, ma bensì in questo caso con l'aiuto sempre di finanziamenti, di invogliare le nuove attività. Questa irrigazione ovviamente ci permette di avere un'altra economia che dovrebbe essere forte come l'abbiamo già vissuto in altri anni quando si era piccoli, che il fiume ci portava economia. Quindi noi ci auguriamo semplicemente che ci siano nuove attività imprenditoriali, come è giusto che sia, di tutti i tipi. C'è all'orizzonte questo? Mi auguro che i ragazzi che bene o male sono restati e qualcuno che è partito ultimamente possa avere delle ispirazioni su questa piana che è stata appena irrigata. Allora, lei è un punto di riferimento perché è partito quando non c'erano manco sbuttino, usiamo questo termine. Ecco, come è iniziata questa storia e quanto ci è voluto, cioè, pensava di arrivare a questo punto? No, pensavo di vederla realizzata prima, a dire la verità. Allora, come ho detto stamane, tutto è partito dallo studio della regione sul piano delle acque, pubblicato e presentato al pubblico nel 1986. In quello studio, che doveva
risolvere i problemi dell'attingimento idrico per la Sardegna per i successivi 50 anni, era prevista la realizzazione di altre 3 dighe fra Flumendosi e affluenti per irrigare decine di nuove migliaia di ettari di terreno nuovo in Sardegna. Beh, in quello studio non era prevista l'irrigazione di nessun terreno lungo il Flumendosa. Praticamente il fiume esisteva soltanto per prelevare la risorsa. Quindi una programmazione che continuava a rapinare le risorse dell'interno per spopolare l'interno e portare le risorse dove mancavano lungo le coste e creare lì le premesse per lo sviluppo. Cioè una programmazione completamente sbagliata. Da lì iniziò la battaglia per avere l'acqua anche noi. Poi da consigliere provinciale ebbi la fortuna nel 96 di avere dei finanziamenti extra che in parte riuscimmo a destinare all'irrigazione della piana di Ballao. L'impianto venne realizzato già nel 2002, ora dopo 24 anni siamo riusciti a metterla in funzione. Lì ci sarebbe una riflessione generale da fare, ma ho invitato anche stamattina anche il presidente Comandini, gli assessori eccetera, cioè una regione in ritardo di sviluppo, popolazioni dell'interno che si stanno spopolando, non possono attendere 40-30 anni per la realizzazione di un'opera e per la messa in funzione. Chiaramente ci sono responsabilità collettive, quindi noi oggi, stamattina io ho fatto appello anche agli allevatori, cioè anche loro devono pressare perché l'amministratore pubblico, che sia sindaco, che sia consigliere regionale o assessore, sentano la necessità di intervenire per risolvere i problemi, soprattutto quando i problemi vengono individuati e le soluzioni individuate ugualmente. Noi oggi stiamo facendo una cosa eccezionale perché stiamo inaugurando 2 compendi a Ballao e a Villassalto, quindi zone interne. Recentemente è stato messo in funzione un altro settore irriguo a Villa Puzzo San Vito, quindi da questo punto di vista va bene. Ciò che a me preoccupa tantissimo è intanto la necessità di modificare le opere che ci sono alla Mulargia, che consentono attualmente il prelievo idrico soltanto quando la diga è piena. Cioè noi oggi abbiamo l'acqua e possiamo irrigare perché grazie alle piogge di gennaio e febbraio di quest'anno abbiamo riempito tutti i bacini. Ma basta un anno di siccità, l'anno venturo se non pioverà, il bocchettone da cui noi attingiamo non potrà attingere e l'anno venturo non potremo irrigare. Quindi questi sono degli altri problemi che vanno risolti immediatamente. Cioè, li abbiamo già avvisati, sia la Regione, sia il Consiglio di Bonifica, ENAS, attiviamoci tutti per fare in modo che quest'opera di presa venga realizzata al più presto. E poi c'è una preoccupazione generale. Guardate, soltanto nei bacini del Flumendosa quest'anno, dopo le piogge di gennaio, noi avevamo immagazzinato 430 milioni di metri cubi d'acqua, Bamogeris, Noragia Rubio e Mulargia, i 3 bacini principali. 430 milioni di metri cubi d'acqua è il fabbisogno intero della Sardegna per un anno. Quindi solo questo, considerando tutti gli altri dighe, noi siamo arrivati quasi a 1 miliardo e 800 milioni di metri cubi d'acqua. In teoria quest'acqua dovrebbe essere sufficiente per quanti anni? Beh, se non pioverà, noi vedrete che fra 2 anni saremo di nuovo in emergenza. Questo perché? Intanto l'acqua non viene fatta pagare per il giusto. E se non viene fatta pagare per il giusto, non c'è nessun incentivo all'utilizzo razionale e al risparmio idrico. Secondo, le perdite nelle condotte sono mostruose, indicibili. Il 55% del cifra ufficiale della regione è assolutamente inconcepibile. Terzo, i reflui. Oggi è presente Zirato, il presidente del Consorzio. Beh, lui è riuscito, grazie a un'azione personale molto forte, a recuperare 6 milioni e mezzo di metri cubi d'acqua per irrigare la Nurra. Ma questa dovrebbe essere una cosa normale in tutta la Sardegna. Invece a 40 anni dal piano delle dighe stiamo ancora parlando di utilizzo di reflui e l'Italia sta pagando ogni anno multe all'Unione Europea perché non riutilizziamo i reflui. Cioè, anziché investire per riutilizzare l'acqua, stiamo pagando multe. C'è tutto un sistema che fa acqua da tutte le parti. E poi fatemelo dire, l'ultima cosa, perché mi sono fatto molti nemici anche su questo. Cioè, la Sardegna non può fare a meno dei dissalatori. Bastano 3 annate di siccità e noi siamo di nuovo allo stato come eravamo l'anno scorso, con tutte le dighe vuote. Il dissalatore, abbiamo il mare attorno, basta copiare dalla Spagna, non dico da Israele, che in questo momento sono molte cose che non dovremmo copiare da Israele, ma sicuramente per le soluzioni della dissalazione stanno portando avanti della tecnologia, stanno investendo in innovazione e questo porta a loro posti di lavoro, reddito e soluzioni. Noi non potremmo farne a meno, anche perché l'utilizzo dell'acqua sta aumentando sempre più. Guardate, io ho una vigna senza irrigazione,
L'anno scorso io ho perso il 55% della produzione. Con l'irrigazione oggi salvi una vigna, a parte i danni al capitale, ma oggi anche l'olivicoltura ha bisogno dell'acqua. Con queste temperature che aumentano sempre più, e già di per sé stesse queste temperature sono un danno terribile, presuppongono l'intervento umano di soccorso dell'acqua, quindi il fabbisogno idrico nei prossimi anni andrà a aumentare. Da dove prendiamo l'acqua? Il Flumendoso lo attraversiamo asciutto lì a Millapuzzo, è asciutto completamente, attraversiamo lì in macchina. Abbiamo preso già troppo l'ambiente. Dobbiamo fare altre cose, utilizzare razionalmente e trovare nuove fonti di approvvigionamento. È l'unica vera che c'è sempre, a prescindere dalla siccità, è la dissalazione. E non fare acqua da tutte le parti. Cioè, la prima cosa è riparare le condotte, assolutamente d'accordo. Utilizzare i reflui. Però, insisto, i dissalatori, tra l'altro, togliendo l'acqua dal mare, sono a bocca di mercato delle utenze più grandi. La città metropolitana di Cagliari, di Olbia, Sassari, Lanurra, cioè dove ci sono distretti industriali e grandi consumatori e vicini anche alle pianure. Meno chilometri fa l'acqua, inferiore la dispersione. Se sei a bocca di mercato, probabilmente il 55% dipende, non lo raggiungerai mai. In tutti questi anni le aziende agricole, nonostante siano un po' diminuite per i fattori che conosciamo, i problemi della campagna, sono delle aziende che sono un po' riconvertite. Oggi si riprende a seminare, si riprende ad arare, si riprende a coltivare, pertanto l'acqua è più che mai importante. Un altro impatto chiaramente è per quanto riguarda le strutture che sono all'interno delle aziende. Oggi non esistono aziende che si rispettino se non hanno le mungitrici, queste cose, per cui l'acqua per uso zootecnico anche in questo caso può essere diciamo utilizzata e quindi è sicuramente importantissima. Non di meno abbiamo anche delle colture diciamo che a Villassalto sono sempre esistite, come gli uliveti, come gli agrumeti e come i vigneti, che con i tempi che stiamo conoscendo di siccità e quest'anno è proprio un'annata critica da questo punto di vista, non si può fare a meno anche di questo. Se non c'è l'acqua non si può fare niente. L'acqua, secondo lei, c'è la rinascita, diciamo, di questo progetto ormai decennale, permetterà il riavvicinamento dei ragazzi, dei giovani al territorio e permetterà anche una diversificazione, considerando anche le temperature, insomma, dell'eventuale prodotto. Certo. Assolutamente sì, ci sarà sicuramente, c'è molto interesse da parte dei giovani appunto per quanto riguarda questo diciamo inizio di irrigazione della nostra piana e i giovani sono sicuramente interessati, andranno a cercare anche delle culture alternative, magari anche che non sono proprie della nostra zona, ma ormai dobbiamo fare i conti col clima che stiamo vivendo, pertanto ci saranno sicuramente delle diversificazioni e ben vengano queste nuove, diciamo, idee. Si faceva prima una considerazione, no? Ed era questa, cioè questo è un progetto veramente, diciamo, che almeno 3 decenni e qualcosa in più dal momento in cui è partito. 35-40 anni fa, se fosse partito, come sarebbe il territorio ora? Beh, sicuramente sarebbe cambiato molte cose perché ci sarebbero state le foraggere, ci sarebbero state appunto le varie culture in aiuto alle aziende agricole. Pensiamo che qua tutti i foraggi che vengono acquistati provengono dalla Tregenta, per cui dal Tregenta Campidano, per cui ci sono dei costi non indifferenti per gli allevatori. Stessa cosa dicasi per le culture, molti vigneti che sono stati abbandonati e molti altri tipi, anche agrumeti e anche uliveti, oggi non sarebbero stati persi, ma sarebbero ancora in piedi e forse anche aumentati. Che Coldiretti ha spinto tantissimo per essere fatta, perché gli agricoltori, i soci della Coldiretti e gli allevatori avevano veramente bisogno di quest'opera, perché Villassalto sì che è stata sempre presente l'acqua, ma negli ultimi anni con queste siccità grosse l'acqua è venuta a mancare
E questo ci ha dato una grossa mano. Quindi io quando ho iniziato nel 2016, come me tanti giovani si sono messi sono andati all'agricoltura e alla pastorizia, perché trovavamo come un punto di inizio, un punto per restare nel nostro paese. Ma oggi, con la difficoltà delle siccità, con anche un po' i problemi burocratici, i premi comunitari che arrivano a stento e sono stati anche ridotti, la PAC è stata ridotta, e ci trovavamo a dire, due sono le cose: o molliamo oppure stringiamo i denti e andiamo avanti. Con quest'opera qua, ci ha aiutato e invoglia anche altri giovani a mettersi sul campo, perché abbiamo delle terre irrigue, fertili, molto buone per continuare a fare l'agricoltura e anche allevamento. Ha fatto gli onori di casa Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. La crisi climatica che stiamo vivendo, con la siccità, la perdurante siccità e anche le alte temperature che abbiamo, la messa in esercizio di queste infrastrutture irrigue, realizzate quasi 20 anni fa, in alcuni casi anche più di 20 anni, è una risposta, seppur parziale, a quella che è la drammaticità che sta vivendo il mondo delle campagne. Ecco, è importante che queste infrastrutture consentono di dare acqua a un'agricoltura e un allevamento che sempre più ne ha bisogno, proprio perché purtroppo non piove più come stava piovendo, non piove più quando deve piovere, quando serve, e l'aumento delle temperature aumenta anche l'evapotraspirazione e il fabbisogno di acqua per le colture e per gli allevamenti. Quindi è un'opera cruciale. E noi siamo felici e contenti che dopo un iter anche burocratico molto lungo quest'opera finalmente entri in esercizio. Okay. E quali sono state le sfide principali burocratiche e operative che ha dovuto superare? Le sfide quali sono state? Le sfide appunto per mettere in esercizio queste opere sono intanto l'anomalia e la complessità dell'organizzazione dei progetti. Questa di Ballau è un'opera proposta dalla vecchia provincia di Cagliari alla fine degli anni 90, un ente che poi è stato soppresso, è stato commissariato per decenni, oggi è di nuovo un ente amministrato attraverso appunto la città metropolitana di Cagliari, e quindi intanto il passaggio di consegne da un ente che non aveva competenze, che non aveva neanche l'organizzazione, verso un ente che comunque invece fa della propria attività anche istituzionale quello di erogare l'acqua in agricoltura. Quindi quelli sono stati passaggi burocratici di competenze. Nel caso invece dell'impianto di Villassalto, è un'opera realizzata dall'ENAS, anche lì un'opera compensativa per il territorio rispetto appunto all'utilizzo della risorsa del Flumendosa, quindi consentire l'opportunità in territori che hanno il Flumendosa, passa appunto nei propri territori, consentire appunto l'utilizzo anche in quel territorio. Anche in questo caso un'opera collaudata nel 2012 e solo dall'anno scorso passata per competenza al Consorzio di Bonifica. Noi da un lato abbiamo sempre dato la massima disponibilità perché ci crediamo, perché siamo un ente che ha il dovere di dare risposte al territorio, di dare risposte alle comunità e ai consorziati, e in questo poi la sfida l'abbiamo colta. Intanto è un punto di partenza, quello di mettere in esercizio un'opera già realizzata, ma già nelle progettazioni iniziali si parlava di più lotti, infatti stiamo parlando sia in caso di Ballau che di Villassalto di un primo lotto, rispetto a un potenziale e una suscettibilità all'irrigazione molto più ampia nei territori. Io considero che sia un punto di partenza, ma perché l'obiettivo quale deve essere? Quello di dare risposte rispetto al tema anche del contrasto allo spopolamento, il tema della dare la possibilità ai territori di avere infrastrutture e servizi che garantiscono di continuare a permanere nelle zone agricole, perché noi pensiamo che fare agricoltura, irrigare un ettaro di terreno, oltre a produrre cibo, di cui oggi ne abbiamo bisogno, è anche quello di preservare tutela dell'ambiente col presidio delle persone, e quindi col dramma degli incendi che stiamo vivendo, con tutta la tutela della biodiversità, la manutenzione del territorio, e quello anche di mantenere vive le nostre comunità, quindi con la coesione sociale, perché se ci sono nel territorio aziende e l'agricoltura ha sicuramente questo è un'attività non delocalizzabile, quindi presente nei territori rurali. Se c'è la popolazione che guadagna e quindi ha reddito, si può anche occupare dell'ambiente, quindi ci vuole la cosiddetta sostenibilità economica, sociale e ambientale, che devono andare di pari passo.
e questo può avvenire solo quando c'è la redditività per chi opera nel territorio, perché mantiene la fiducia, mantiene tutta una serie di azioni che possono essere utili e che quindi restituisce alla comunità, ecco, in termini anche di presidio del territorio e di contrasto allo spopolamento. In collaborazione